E come spazio la rubrica settimanale di Novis dal Monte. O viaggi in questo appuntamento con Novis dal Monte, con un incontro di due fogolars, qualche componente dal fogolar Furlan di Windsor in Canada alla visita della famiglia Furlane di Santo Domingo in occasione dell'anniversario della fondazione della Patria del Friuli. I contatti entre i due fogolars sono scominciati 12 anni sin da ur, ma quest'anno è stato formalizzato il loro gimulamento. La famiglia Furlane di Santo Domingo al DDW è diretta di Mauro Tonasso e degli Nadi di Varian, invece Fausto Volpatti è il presidente del fogolar di Windsor che al metadun tanti furlans dal Canada che dalla zona di Detroit in testa su Nice. E di Santo Domingo si sposti in più a sud, in Argentina, dove che i fogolars furlans, due fogolars furlans hanno di poco rinnovati direttivi. Il primo è quello del Centro Furlan di Santa Fe, fondata nel 1931, che presidente è diventato l'architetto Daniel Gon, originario di Almic, Donnie Palme. Gon ha accettato con entusiasmo il passaggio dal testimone di Susanna Persello, che ha diretto l'associazione per tanti anni. Dalla squadra di lavoro del nuovo presidente Gon sono anche la vicepresidente Alejandra Maria Persello, la segretaria Maria Luisa D'Angelo e il tesorier Dino Gon. E anche il fogolar Furlan di Eschel ha eletto il nuovo presidente in sostituzione Giancarlo Colabelli che ha scognuto trasferirsi in via temporanei. Al suo posto è stata scelta Valeria D'Adalt che è il non agli originari di Ciopule e fin di come è arrivato in città è sempre stato un gruppo attivo tra la famiglia Furlane. Dal nuovo consiglio fa in parte la vicepresidente Cecilia Gomez Raffin che una volta è stata anche già presidente, la segretaria Judith Toranzo Pasquini e il tesorier José D'Alessandro Gobbato. E si ferma qui per lo sgnot alle dutte, vi saltano domani sera, sempre a stesse ore. Nandi e buone serate.